Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova rubrica, la rubrica dei personaggi. Questa sera per inaugurare questa nuova rubrica vi voglio presentare un personaggio molto curioso. Lo avrete visto sicuramente nelle tv locali, molto spesso, e ultimamente è stato a Ciao Darwin come concorrente con Paolo Bonolis. Ma ve lo voglio presentare subito senza soffermarmi più di tanto. Amici telespettatori, vi presento Michelino. Grazie veramente. Allora, posso chiamarti Tommasino? Sì. Sì. Sei il sosia di Tommasino? Io sono il sosia. Grazie a questo personaggio che mi ha dato questa possibilità di portare l'immagine di lui a casa mia, perché ce l'ho a casa questa immagine. E quindi grazie a Tommasino, ma anche grazie pure alle personaggi che hanno portato a me anche nello spettacolo. Certo. E quindi ringrazio anche a loro. Ma devo ringraziare di più a lui, perché lui mi ha portato proprio questa immagine che io manco lo pensavo. Logico. E quindi vedendo così dici, ma guarda, ma tu assomigli a Tommasino, ma che dici? Quale Tommasino? Ma c'è che finire? E io sono abituato a travagliare, sono abituato a tante cose. Quello personaggio proprio dice, ma tu devi venire alla televisione. Ma che dice televisione? Ma riuni, ma posso sognare la televisione? Perché io non c'ero abituato a queste cose e manco lo so. Comunque è stato sempre un personaggio caratteristico, mi è piaciuto sempre il gioco, mi è piaciuto sempre dei teatri, cose, perché ai tempi si facevano queste cose. Ascoltami, quanti anni c'hai? Io 63, fatti 64. Cammini per i 64? Sì, il giorno 18 novembre faccio 64. Il tuo nome originale? Zerilli Michele. Michele Zerilli? Sì. Sei praticamente originario di Marsala? Sì, nato a Marsala. Nato a Marsala? Nella periferia di Marsala, ma sono marsalese. Esatto, dove abiti? A Incontrata a Scacciaiazzo, purtroppo perché la mia contrada è questa. Certo. Di fatto che la sede... Ma come si chiama? Ci faccio Scacciaiazzo. Io sono un alfabeto, ma voi sapete leggere? Comunque, la mia contata è questa. Quanto tempo è praticamente che tu sei diventato un personaggio? Cioè che hanno scoperto praticamente la tua incredibile somiglianza con Tommasino? Con Tommasino. È stato per una serata, mi trovava a Caffè di Parì. A Strasarte c'è stato un personaggio che quando io questa sera sono partito per andare a mangiare, dissi stasera mi mangio un piatto di pasta fuori, perché mi annoiava a cucinare, sono solo. Che piatti ti piacciono? Tutti i piatti, pasta con l'aglio? Tutto, basta che io un piatto bello mangiavo, per questo mi difendo. Comunque quella sera sono entrato, e allora che è successo? È successo come sono entrato diciamo, dentro il ristorante, c'era una compagnia di 10-12 picciotti, tutte ragazzi mature e adulte. Allora nell'assieme c'è stato un ragazzo che è uscito d'infacci così di un'altra stanza e venne in me. E ti ha visto praticamente? E mi ha visto così, ma io era per le fatte mie. Questa persona guarda, dice, ma mi devi dire la verità? Dice, se la posso dire. Dice, fai come vuoi. Dice, ma tu non sei quello di Tommasino, ha lavorato con Fiorello? Ci sono una volta che dici tu, dire che è vero, io non ti so dire niente. Oltretutto c'è da dire una cosa, che tu sei ancora più piccolino di Tommasino, perché tu sei 1,45 per cui sei una cosa superlativa. Pensate bene, 1,45 m, super concentrato. Grazie a mio padre, no, non è che posso dire a mio padre, perché noi eravamo due.
nei tempi, Sì. siamo nate due gemelle. Ah sì? Sì, perché se metteva uno su l'altro ci vuole macinatura per Certo. sopra. Logico. Va Quindi bene. grazie a questo, diciamo, sviluppo di questa persona Sì. che mi ha detto, dice, beh, dice, tu vuoi venire alla televisione, ci se ma la deve smettere, ci se io vengo per mangiare, dice, ma tu dice deve venire alla televisione. Allora si volta con un altro amico che era proprio quello che fa il regista Sì. di questa E televisione. ti porta in TV praticamente. Certo. Mi ha detto, dice, che fai, vieni? Ci disse, vediamo. Dammi il tuo numero di telefono e vediamo, dice, sì, Vi siete messi in contatto praticamente sì, e esattamente. così è nata praticamente E così è nata. E andiamo a la tua finire. storia. E È la storia praticamente di un personaggio. Cioè, Adesso sì, adesso lo posso dire perché ho partecipato a Ciao Tarbi. ah, esatto, per quanto riguarda esatto, la trasmissione di Ciao Darbi, grazie, come è successo praticamente che tu hai partecipato? io ho partecipato perché nella mia, diciamo, di tutti questi anni, io mi ho fatto sempre l'amicizia attraverso di questi artisti. Quindi ci camminava sempre di dietro, a quell'amico mio, quell'amico mio, quell'amico. Le persone che vedevano a me, le piaceva. Certo. Le piaceva le immagini, ci piaceva tutto, anche il pubblico, perché tu non puoi un po' fare una televisione se Certo. non hai il pubblico d'accordo. Logico. Don Roberto, è inutile che vieni qua, vieni là, se non ci sono le persone che ti guardano, Certo. ti fanno la bellezza, ti ridono, ti fanno. Tu puoi andare a casa, quindi io ho fatto così. Sì. La gente mi hanno ascoltato sempre, mi hanno apprezzato sempre. Grazie a questo pubblico e agli amici che ho trovato, anche gli artisti. Gli artisti sono tanti. Certo. Che all'ultimo sono andato proprio nella persona giusta. Mi ha chiamato, sempre conoscendo di prima, lui aveva questa cosa, diciamo, che avevano in carico di Paolo Bonolis per fare questa concorrenza di personaggi. Lui mi ha detto, dice, che fai? Partecipi? Dice, perché no? Tu che dici? Dice, per me va bene. E allora faccio. Ti è rimasto almeno come ricordo? Ma ricordo, Roberto, non c'è parola di parlare, perché sono cose veramente. Io se non ci vado più, sono contentissimo. Esatto. Ma se ci vado dico sempre grazie. Va bene, comunque io ringrazio sempre gli amici. Certo. Va bene? Ora sono andato là. Ho visto un'esperienza, ho conosciuto a Paolo Bonolis di presenza, ha ballato pure. Ascolta, di presenza com'è? Migliore della televisione? Lo stesso. Uguale. Lo stesso. Sembra praticamente una foto. Sì, è una foto proprio bella, bella nel senso come persona, Sì. bellissimo. Va bene. Cioè è simpatico per come si vede in televisione? Sì, oppure... non c'è differenza. Niente. Per come lo vedi là, lo vedi in presenza. Certo. Nessuna cosa. Poi c'è E l'altro invece? L'altro pure una brava persona, brava, scherzosa, per ridere ci voleva una pancia tanta di aria quando assorbiva tutto quello che diceva lui. Comunque io ho avuto la fortuna di andarci ed infatti mi hanno messo nella parte di Genuine, me l'hanno detto prima. Dice, tu devi fare parte ai Genuine e ci sono gli accessoriati contro di te. Allora ho detto io, va bene, è giusto, avete fatto una pensata bene, perché io sono genovino, sono naturale, una persona brava, non è che la gente mi apprezzano, a stare magari nello spettacolo, va bene? Ma anche come persona, io mi sento essere una persona precisa, educata e non è che vado male.
Come passi praticamente il tempo in una giornata? Innanzitutto lavori? No, lavorava. Che lavoro facevi? Io facevo un contadino all'agricoltura, un bravo agricoltore. Sì. Mi conoscevano tutte, ero un grande lavoratore per la campagna, non dico che era un tecnico, ma quasi. Va bene, non voglio dire che c'hai studi, ma comunque mi sentiva bene in campagna, ci lavorava, ha avuto la capacità di fare una famiglia, Certo. ha avuto la capacità di fare, che mia moglie mi ha dato 3 figlie. Ah, quindi c'hai figli, hai 3 figli? Sì, c'ho figlie, c'ho tutto, non è che... Nipoti? C'hai un nipotino, c'è un nipotino mio già, si chiama Michele come mia. Ah, sì? Te lo voglio salutare, ciao Michelino mio, ciao. Ti voglio bene, a te e la mamma e papà. Quindi, solo che per dire, se mio figlio è sposato per casa sua, Sì. un altro figlio ce l'ho a Bologna, un'altra figlia ha pensato di stare per conto suo, non ha importanza, interessante Si che è sta fatta la sua bene, vita, praticamente. fa la sua vita tranquilla, a me non mi dà fastidio, non mi dà niente, mi dà solo... Cioè loro come hanno preso praticamente questa tua scelta di entrare nel mondo dello spettacolo? Roberto, è stato così. Alberto. Alberto, è stato così, spontaneo, Certo. spontaneo. Cioè, ma l'hanno presa bene? Mie figlie? Sì. No, non tanto. Non piace magari che il papà sia nel mondo dello spettacolo? No, comunque certamente loro torto non ce l'hanno. Dice perché? Perché loro, poverine, pensano sempre alla mamma. Certo. Io a mia moglie la penso e la strapenso. Tu praticamente sei vedovo? Sì, io sono vedovo. Da quanti anni? Da 10 anni. Ok. Sì. E quindi alle volte gli amici mi dicono ma perché non ci pensi, ma perché non fai un'altra vita? Prima, quando lavorava, Sì. mi interessava proprio perché arrivava a casa, Certo. e faceva mamma mia ma sono solo. Quindi abiti da solo tu? Sì, abito da solo. E allora avevo l'intenzione di poter prendere a che donna, portarla a casa. Non dico che poteva fare la signorona, Certo. ma comunque poteva mangiare e bere perché io prendo circa 1.000 euro al mese. E quindi si può campare. Si può campare, la vita si Certo. può campare. Comunque, poi cambiando queste idee, Sì. non queste idee, ho avuto per caso questo lavoro, Questo diciamo, flash. diciamo, Questa passione, ti è spuntata la passione dello spettacolo? Sì signora, ho avuto pure l'amico che mi ha portato in questo modo. Esatto. E hai preso questa strada? E ho preso questa strada. E ora perché sei pienamente soddisfatto? Ah, abbastanza, perché... Ma come potevo pensare io, ma mai, Di andare a finire in televisione? ma ir a finire in televisione nazionale, Certo. non solo nazionale, ma europea per tutto il mondo. Logico. Chi è che non conosce a me? Certo. Dice vabbè, sarà chi è questo personaggio. Certo. Ma chi è che mi conosce? Dice, Difatti noi abbiamo pensato, soprattutto io ho pensato di farti un'intervista appunto per far sapere alle persone che ti vedono in televisione chi sei tu. io effettivamente, ti ringrazio veramente che ha avuto questo pensiero, che per caso tu mi hai incontrato e dici vedi che devo fare un'intervista a te, ma che vuoi? Io un'intervista con te, ma perché? Molti ti vedono praticamente come una figura siciliana, del classico siciliano antico. Sì signore, e io sono siciliano, mi sento essere siciliano e non è che paio, parliamo bene da siciliano, non è che paio mi dicono, ma sì veramente un Siciliano. mito siciliano. Difatti sono andato a Roma, mi hanno detto Ah, sei siciliano? tu sei dalla Sicilia, Già, me l'hanno visto. Difatti mi hanno detto tu sei il numero 1 della squadra tua, perché sei siciliano, sei un classico siciliano. Ed infatti Paolo Bonolis, da leggende, persona da leggende, intellettuale, è venuto a prendermi a ballare, mi ha messo pure la canzone siciliana. A ballare.
Oh yeah! È come chicca napoletana che non manca mai. Esatto. Vedete che Napoli è Napoli, E se canciate canzoni napoletane, meglio di questa non c'è né musica. Quella Rusciccareddo ti piace? La canto! O sciccareddo me le puoi cuore! Quella Gabba tu è come È la classica canzone siciliana, Sciccareddo, bella, sì, sì. veramente. Comunque, praticamente sono a questo punto, ringrazio sempre gli amici e anche la mia volontà. E non voglio occupare delle poste per dire se alle donne o a un'altra persona Certo. che io ci do fastidio. Certo. Ci dobbiamo dare diciamo, piacere quando c'è la collaborazione. Vabbè, Alberto, io in questo punto ti ringrazio che mi hai invitato grazie a te. e comunque sicuramente non mi scorderò mai di te perché sei un amico Grazie. e comunque mi piacerebbe fare non solo l'intervista che mi stai facendo, Sì. ma mi E che cosa ti piacerebbe fare? mi piacerebbe fare anche pure trasmissione con te, fare anche un titolo di film. Ah, Perché uno se- sacchetto. perché tu Uno sketch televisivo. Può darsi che anche mi Perché venga in mente di farti fare perché- uno sketch televisivo bello, Perché- allo stile siciliano. sì, perché io Perché penso che ai telespettatori piacerebbe certo, vederti in uno mamma sketch, mia, giusto? ma certo, e come cercano? Io ti dico una cosa, non è che ti dico questo perché per farti grande a te o fare grande a me, ma praticamente le persone quando vedono a me Certo. vicino a te o mi vedono in televisione, guarda, Michelino dove è andato? a San Amore siciliano. Pensano, dice Mizzica, vieni di Canale 5 e se ne va nel Stranamore, ma Stranamore è della Sicilia, Certo. non è in Alta Italia, Certo. quello nostro, Certo. e quindi lo dobbiamo rispettare a questa persona, perché è giusto che fa le pubblicità, dà le informazioni, Certo. perché la cosa principale è l'informazione. Logico. Non è come una volta che si chiamava la radio, ma come, quella che la via, e io ho 30 anni non nappe mai niente. Certo. Quando mi spostai, la mia vicinina mi diceva, papà televisione, papà televisione. E io Va ho bene. comprato la televisione per Va le bene, va ma però voglio dire un'altra cosa, scusatemi. Io devo ringraziare una persona particolare, non perché è particolare in questo senso di gioco di spettacolo. Io devo ringraziare a Maurizio Favilla, Maurizio Favilla. sì, che è di qua di Marsala. Sì. Se non avesse stato per questo personaggio, Non ti chi avrebbe mi conosciuto nessuno. non mi avesse conosciuto alla televisione nazionale, è stato lui a portarmi là e dico sempre grazie e mi è entrato nel cuore, a mente campo, la mia vita. Non te lo dimenticherai no, più praticamente. perché è stata una cosa importantissima. Va bene, ok. Grazie. Salutiamo i telespettatori, per la rubrica dei personaggi Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Michelino. ciao Grazie. ciao.